Ed eccoci qua pronti ad iniziare queste appetitose degustazioni di riso, di pasta, di gnocchi, di zuppe, insomma tutto quanto Foligno in questi 4 giorni ci metterà a disposizione. Io lo faccio con una guida d'eccezione. Io do il benvenuto a Roberto Prosperi, presidente di EPTA Confcommercio, che ha messo in moto questa macchina interessante che è Primi d'Italia. Ma come possiamo definire questa manifestazione giunta alla sua 10ª edizione? Sì, in realtà è un festival che parla di Primi d'Italia, quindi che parla del primo piatto italiano, il primo piatto italiano che a noi ci fa conoscere in tutto il mondo. Quindi abbiamo voluto 10 anni fa, visto che siamo appunto a spengere queste 10 candeline, abbiamo voluto in qualche maniera omaggiare il piatto che ci fa appunto conoscere all'Italia come sistema in tutto il mondo, e era giusto dargli un certo riconoscimento. Questo riconoscimento noi l'abbiamo voluto dare con un festival che parlasse dei Primi d'Italia. Noi parliamo completamente di tutti i Primi d'Italia, come tu hai ricordato non si parla solo di pasta, si parla di riso, si parla di zuppe, si parla di tutto quello che è il primo piatto italiano, anche perché bisogna ricordarlo che il primo piatto in Italia nasce da tanti tempi, cioè si parla appunto degli Etruschi piuttosto che dei Romani, e quindi si parla anche di un piatto che prima era solo per le famiglie aristocratiche, perché il piatto di pasta era una volta un tempo dedicato solo ed esclusivamente alle famiglie molto ricche e nobili. Poi è diventato invece un uso e costume di tutti, soprattutto del popolo. È la base della nostra alimentazione, se vogliamo dire. Qui avremo l'occasione di degustare le specialità principe, le eccellenze delle regioni, di tutte le regioni italiane, per cui ci sarà modo di anche conoscere, di fare anche cultura. Ringraziamo il presidente Prosperi, e sempre in tema di eccellenze noi adesso ci spostiamo a Tiene, dove ci aspetta una manifestazione dedicata ad un altro prodotto tipico della nostra bella Italia, i formaggi, Caseus Veneti. Linea Tiene.